Ilenia Capodici, presidente provinciale della Federconsumatori di Agrigento, è stata sorteggiata tra i componenti indicati dalle organizzazioni sindacali, essendo stata indicata dalla CGIL di Agrigento nella commissione tecnica. La commissione tecnica, prevista dalla legge 19 dell'11 agosto 2015, ha lo scopo di verificare eventuali inadempienti contrattuali tra i soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato Girgenti Acque nel caso della nostra provincia, presieduti dai commissari degli atti idrici posti in liquidazione, composte da 3 sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale. Massimo Raso esprime soddisfazione per la nomina di Ilenia, essendo sicuri che saprà portare dentro questo organismo la carica e la determinazione che sempre hanno caratterizzato l'azione della Federconsumatori ad Agrigento. Intanto ringrazio la CGIL per questa nomina, Massimo Raso in rappresentanza di tutta la CGIL, per aver designato me come rappresentante di tutte le organizzazioni sindacali. Ovviamente io non sono stata nominata come Federconsumatori, ma sono stata chiamata ad un compito ancora più gravoso, rappresentare CGIL e CISL-UIL, e questo mi gratifica, quindi grazie anche alle altre organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda la Commissione, in Commissione avremo l'onere di verificare tutte le inadempienze e di metterle nero su bianco attraverso una relazione insieme agli altri componenti della Commissione, che sono i 3 sindaci, un componente nominato dalla Regione Sicilia e un componente che dovrà essere nominato in seno ai comitati civici, per poter appunto relazionare sulle innumerevoli inadempienze, metterle quindi nero su bianco, da proporle poi al Presidente della Regione Sicilia e all'assessorato, e per valutare insieme se ci sono, se le criticità sono tali da poter rescindere o revocare il contratto con il gestore ovviamente del servizio idrico integrato. Come si comporta un cittadino che vuole segnalare un disservizio? Guardate, io sono come dire, disponibile e aperta a tutte le segnalazioni. Le segnalazioni ovviamente devono essere motivate, devono essere accertate. Non possiamo parlare sempre di rescissione, di risoluzione senza avere ovviamente, senza che ci sia una congruità. Noi dobbiamo portare le prove, quindi non dobbiamo fare solo chiacchiere. Per cui tutti i cittadini saranno chiamati in causa, tra virgolette, tutti i sindaci che chiamerò personalmente, che sono ovviamente quelli che hanno una maggiore possibilità di poter esporci i problemi dei propri comuni e metterli dunque nero su bianco per la relazione. Quindi tutti siamo attori, perché tutti siamo cittadini e abbiamo interesse affinché tutte queste azioni di vessatorietà, tutti questi soprusi che vanno da un ricalcolo della bolletta errato eccessivo, dal rifacimento del manto stradale che spesso non viene fatto male perché magari Girgenti Acque ha eseguito dei lavori e non si è poi premurata a rifare il manto stradale. Dico, sono tante le criticità da assemblare in questa relazione.